Sono iniziate le celebrazioni del quarantennale della FU Silvellese, oggi Silvolley. Al palazzetto è stata allestita una mostra che crescerà di settimana in settimana e si è tornati a ricordare quando è nata e come è cresciuta la brillante società di Trebaseleghe. Avevamo due ragazzi che andavano a giocare a Castelfranco Veneto, che poi sono tornati a giocare da noi, e così abbiamo detto perché loro vanno a giocare, noi non possiamo fare una squadra anche noi, quindi abbiamo cominciato a fare su una squadra, piccola squadretta, intanto per cominciare. Un po' alla volta sono arrivati Gianni, è arrivato Luciano Vanin, che adesso non c'è più, e un po' alla volta abbiamo cominciato sempre a costruire sempre di più e poi come tutte le cose, se c'è voglia di fare, ancora è nato questo, insomma, ecco. Singolare fu il modo in cui venne allestito il primo campo all'aperto a Trebaseleghe. A Sant'Ambrogio, un paese che è vicino, c'era una fabbrica che tagliava il marmo. E con lo scarto del marmo, cioè col liquido che tagliavano il marmo, siamo riusciti a recuperarlo e a portarlo a Silvelle, dove c'è la palestra adesso. L'abbiamo disteso e abbiamo fatto i bordi con i pierini di marmo, quindi con le strisce, e questo liquido, quando si è compattato, è diventato come un linoleum. Era morbido, bello, si poteva buttare per terra, non succedeva niente, nessuno si faceva male. Questo è il primo campetto di pallavolo che abbiamo fatto. E campionato dopo campionato, ironia della sorte, la Silvellese arrivò a scontrarsi anche con Luciano Sturam, oggi allenatore della prima squadra in B1 e direttore della scuola di pallavolo Silvolley. Preistoria pallavolistica, la mia conoscenza proprio con la Silvellese, era una pallavolo che cominciava a farsi largo, però c'erano le prime realtà, ad esempio c'era Andrea Lucchetta a Mogliano, c'era appunto Andrea Zorzi qui a Silvelle, c'erano Gigi Lucchetta e Pierpaolo Lucchetta a Codognier, era una pallavolo di tanti anni fa. E così, anno dopo anno, la Silvellese crebbe. Alla guida tecnica della prima squadra arrivò Gigi Stocco e Trebaseleghe toccò il cielo con un dito, approdando alla fine degli anni 90 anche in Serie A. Ho sempre avuto la convinzione che qua si potesse andare in Serie A. Ho sempre lavorato per quello ed era il mio obiettivo personale arrivare in A2. Stagione per stagione siamo cresciuti fino alle due promozioni. Ecco, per un paese come questo è stato sicuramente un avvenimento, anche sui giornali nazionali è stato dato risalto perché questo piccolo paese era riuscito a portare una squadra in A2. Siamo ai primi anni 2000 e dopo i campionati di A2 Trebaseleghe vinse anche uno scudetto con i giovani dell'Under 14. Era a Lignano ed era 5 anni fa e qui i ragazzi li vedo tuttora. Adesso un giocatore è andato a Cuneo, Matteo Casarin, era uno dei miei migliori amici e che dire, quella squadra era perfetta, c'era voglia di stare assieme e di giocare veramente la vera pallavolo di squadra. Giocare ancora assieme sarebbe un sogno, difatti ci abbiamo tutti quanti pensato, e anche al Silvolley, e portarla ad alti livelli, che magari. Questa mostra che stiamo allestendo qua dei 40 anni della storia del Silvolley riguarda la storia del Silvolley. Noi abbiamo i piedi ben piantati sul presente e come progettualità stiamo guardando il futuro, per cui questo è lo scopo anche di questa mostra, cioè quello di stabilire qualcosa per il nostro futuro.